Imprese che resistono, realtà che dall'inizio della crisi aumentano dipendenti e fatturato. È la marca che non conosce la crisi, quella che ha saputo cambiare, che ha scelto modi e tempi giusti per crescere, che si è affacciata su nuovi mercati o ha investito tutto in ricerca e innovazione. Castelfranco Veneto, Atelier del Legno. È qui che due amici sono riusciti a creare dal nulla una ditta artigianale che nel cuore della recessione ha fatturato in aumento in doppia cifra, più 15% nel 2013. La ricetta si chiama innovazione. Grazie alla collaborazione con un design è nato Caudex, un sandwich di cellulosa e legno per offrire nuove potenzialità ai settori di packaging, design e cartotecnica, per creare in legno, tra l'altro di recupero, con la semplicità della carta. Quindi usare le idee dei giovani e l'esperienza nostra del lavoro può fare, secondo me, veramente può portare dei frutti importanti. Cosa riuscite a fare allora con il legno? Inizialmente noi facciamo tutto il rivestimento delle porte, dell'arredamento, poi adesso con Caudex vogliamo lanciare il legno nella cartotecnica, dove non è mai arrivato. Nonostante l'ottimismo non manchi nei confronti del nuovo governo, il cuneo fiscale dovrebbe alleggerirsi per permettere nuovi investimenti in azienda. Questo è un problema che tiene a freno un po' le aziende piccole che vogliono innovare, che vogliono lanciarsi. Il primo passo secondo me dovrebbe proprio farla la politica, noi mettiamo del nostro che abbiamo la conoscenza e la voglia di lavorare. Certo che arriviamo fino a questo punto qua, dopo la politica dovrebbe dare, secondo noi, una mano importante. Per il futuro, Atelier del Legno si augura di espandere anche all'estero le vendite e di assumere altre donne, scelta non casuale. Noi abbiamo assunto delle donne perché la donna noi la vediamo più adatta ovviamente al nostro lavoro, la vediamo più versatile e la vediamo più precisa e molto accurata. E di aziende di successo continueremo ad occuparci anche nei prossimi giorni. Segnalate alla mail della redazione tg@antenna3.it.